La procura di Termini Imerese ha chiesto la condanna a 30 anni di reclusione del muratore Giovanni Barreca, accusato di aver ucciso la moglie originaria di Aragona, Antonella Salamone, di cui bruciò il corpo e i due figli, Kevin di 16 anni ed Emanuel di 6 anni, dopo averli torturati. La condanna all'ergastolo è stata chiesta invece per i due complici, Sabrina Fina e Massimo Caradente. Per la procura di Termini Imerese, Barreca sarebbe semi-infermo di mente, da qui la differenza di pena rispetto ai due coimputati. La strage avvenne nel febbraio 2024 nella villetta della famiglia Barreca ad Alta Villa Milice, in provincia di Palermo. L'uomo, fanatico religioso, secondo l'accusa, avrebbe sterminato la famiglia, lasciando in vita solo la figlia maggiorenne, in preda a crisi mistiche che lo avrebbero convinto della presenza del demonio nelle vittime e nella casa. Al termine della requisitoria sono cominciate le arringhe dei difensori, l'udienza è stata rinviata al prossimo 10 giugno. La figlia di Barreca, Miriam, all'epoca dei fatti minorenne, era stata condannata a 12 anni e 8 mesi in primo grado per concorso nella strage. La sentenza è stata ribaltata in appello. La ragazza è stata assolta in quanto dichiarata incapace di intendere e di volere.